Allo stand della Regione Veneto, qui alla MIG 2024, tante attività, tante presentazioni originali e noi ve le facciamo vedere. Un prodotto del Delta del Po, le ostriche Tarburiec, ne parliamo con Alessio Greguoldo, che incontrano qui alla MIG edizione 2024 il gelato, nella fattispecie un sorbetto al kiwi. Allora, un abbinamento inconsueto. Un abbinamento inconsueto sì, però come tutte le cose se non si provano non si sa se è un successo o no. E quindi come è stato l'importare l'ostrica nella secca di Scardovari non si sapeva se poteva essere un abbinamento giusto o sbagliato, ad oggi sembra giusto, adesso proviamo quello col kiwi. Allora, è un bel abbraccio, un bel connubio quello del Delta del Po con le montagne del Bellunese. È una bella storia anche quella di Alessio Greguoldo, perché tutti noi siamo abituati a pensare alle ostriche francesi, ma in realtà sono qui dietro l'angolo sul Delta del Po. Come è iniziata la storia, Alessio? La storia inizia nel 2010 conoscendo un importante imprenditore francese, Florent Tarburiec, che è l'inventore del sistema che io ho importato in Italia. A distanza di ormai 16 anni, 14 anni, abbiamo un ruolo importante non solo a livello nazionale ma anche internazionale e sta facendo da traino anche per nuovi allevatori di ostriche, tant'è vero che in Italia si sta allargando il comparto e quindi un prodotto che può contrastare importazioni. Marco Reato, il gelato gastronomico. Che cosa avete preparato oggi? Allora, oggi qui in stand della Regione Veneto abbiamo preparato un risotto con il riso IGP veronese, radicchio di Treviso, olio DOP del Garda e Asiago DOP, abbinato a questo sorbetto gastronomico, quindi questo sorbetto alcolico con del amarone, basso livello di zucchero per lasciare tutto il corpo al gusto del gelato, da abbinare a questo risotto e quindi andare a completare il piatto. Innovazione nel settore delle macchine per gelateria, ne parliamo con Paolo Pillon dell'azienda Bovo di Dosson di Casier. Allora, di che cosa vi occupate, Paolo? Io sono figlio di una generazione. Mio padre ha iniziato da niente, era un contadino, senza offesa, un contadino e poi è diventato un ferroviere, però aveva sempre la passione di costruire qualcosa. Ha iniziato con piccoli arnesi per il gelato, dai porzionatori, spatole, finché nel 68 ha iniziato a fare le prime macchine per il gelato, nel 72 la macchina vera per fare il gelato e poi sempre l'evoluzione e la continuità. La continuità vuol dire anche cercare innovazioni soprattutto, perché nell'ambito del gelato dove andiamo a finire? Ogni giorno ce n'è una, però siamo abbastanza statici. Allora, abbiamo visto allo stand della Regione del Veneto un macchinario di vostra produzione e soprattutto ideazione, Paolo. Beh, è un macchinario che viene da un altro macchinario, viene da un emulsore, da un miscelatore. È una macchina che è dal 2015 che vado avanti a farla e ho cercato di costruire la macchina non solo per il gelato ma anche per la ristorazione. E da una cosa all'altra è uscita una macchina che cuoce, produce per i ristoranti. Facciamo tutto, il mangiare, abbiamo fatto per la crema pasticcera con e senza uova, abbiamo fatto il risotto, abbiamo fatto i ragù, vari tipi di ragù, qualsiasi tipo di mangiare. Ecco, diciamo questo e mi sta dando una bella soddisfazione. Ripeto che dal 2015 che vado avanti, il Covid mi ha portato via 2 anni, altre aziende mi fornivano i prodotti, poi hanno rinunciato e finalmente nel 2024 siamo riusciti finalmente a presentare questa macchina. Spero che con la presentazione nella regione, presentazione in Fiera Longarone e successive fiere che faremo, di portare a casa dei risultati soddisfacenti, perché soldi ne abbiamo spesi una valanga.